Comandante, quali sono gli obiettivi del suo nuovo incarico? Beh, sicuramente un controllo delle soste e un'attenzione particolare alle frazioni per rendere sicuri i cittadini anche che abitano lì. Controllo dei parcheggi e frazioni saranno i punti cardine dell'attività della Polizia Locale di Belluno, che ufficialmente da ieri è guidata dal più giovane comandante d'Italia. Antonio Codemo ha convinto il sindaco Oscar De Pellegrin, che l'ha selezionato per il prestigioso incarico alla scadenza del mandato in capo a Roberto Rossetti. Spero di poter essere d'esempio a tanti giovani come me che magari guardano con timore all'assunzione di responsabilità, dice il neocomandante, sguardo fiero su una divisa che indossa con orgoglio. La sua prima esperienza al comando veneziano di Jesolo. Sicuramente l'esperienza di Jesolo è stata importante e molto formativa e che cercherò di trasferire qui al comando di Belluno per portare anche quelle che possono essere le migliorie rispetto a una situazione che ho trovato. Un anno per mettere a frutto le sue capacità, questo è l'arco temporale concordato con il sindaco De Pellegrin, che ieri l'ha incontrato a Palazzo Rosso. 30 anni fra un paio di giorni, originario di Alano di Piave, Codemo, che al momento vive a Chioggia con la moglie Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, per 5 anni è stato collaboratore e segretario particolare dell'ex ministro Federico D'Incà. Anche l'esperienza romana le darà una mano? Questo sicuramente, l'esperienza è stata importante e molto formativa. E tutto aiuta per riuscire a svolgere al meglio questo nuovo incarico.